E come promesso siamo rientrati alla sede di Un'Industria a Treviso, dove si sta presentando questa nuova iniziativa Influent Board Members, questo percorso formativo riservato alle donne che vogliono entrare nei posti dirigenziali delle società, un percorso appunto promosso da Un'Industria a Treviso e Fondazione Marisa Bellisario. Sono con la vicepresidente di Un'Industria a Treviso, Katia De Ros, un'associazione, un'industria che valorizza molto il ruolo delle donne, non solo attraverso questo percorso. Sì, assolutamente. La nostra associazione ha già previsto per statuto che ci sia la presenza di un minimo del 30% di candidate femminili. Per dire, l'ultimo consiglio direttivo, che è stato eletto poco tempo fa, aveva appunto un minimo di 30% di donne, devo dire che sono state tutte elette. Da sempre, dai giovani imprenditori alla giunta e al consiglio, la presenza femminile c'è, certo che siamo a una percentuale che è ovviamente minima rispetto a quella degli uomini. Sta comunque cambiando, io vedo molte colleghe imprenditrici che hanno voglia di avere ruoli diversi, un po' più da protagoniste, e ovviamente serve anzitutto una maggior consapevolezza da parte delle donne. Molto spesso c'è ancora questo, diciamo, questo ruolo che non è ancora vissuto in piena consapevolezza, quindi un corso sicuramente aiuta le donne a sapere di avere tutte le competenze indispensabili. E corsi come questo aiutano sicuramente a creare questa consapevolezza e sicuramente a dare quella spinta in più per le donne, ma anche per gli uomini che poi devono scegliere nei board per andare avanti. Una voglia testimoniata, come dicevamo prima, anche nei numeri, perché sono 50 adesioni in un mese, adesioni che sono anche facilitate per le donne imprenditrici associate di Un'Industria. Sicuramente, questa iniziativa è nata con l'aiuto di Fondazione Bellisario che è molto presente nel territorio trevigiano, e quindi questo corso vede colleghe imprenditrici ma anche colleghe della società civile che hanno ruoli diversi, da avvocati a commercialisti, a insomma, ruoli di diverso tipo, ma che hanno voglia di essere preparate. In una battuta vogliamo dire perché le donne dovrebbero fare un corso per diventare dei manager? C'è una metafora bellissima che è quella del soffitto di cristallo, ovvero questa barriera che c'è ma è trasparente e fa sì che ai posti apicali ci siano ancora ad oggi uomini. Nessuno nega che le donne abbiano le capacità, ma molto spesso è una questione di cultura, di tradizione, di abitudine. Per un uomo si è sempre fatto così, per cui è più facile scegliere un collega uomo, rischia meno in una posizione in cui si devono avere certe competenze. Grazie alla vicepresidente Katia De Ros per questa testimonianza. Noi ora ci fermiamo per vedere un servizio di cronache trevigiane e poi rientriamo alla sede di Un'Industria a Treviso per le conclusioni di questa bella iniziativa in rosa più tardi.